Ho incontrato un'amica per strada e ho deciso di andare a casa sua per 2 ragioni. La prima perché vi voglio dimostrare come una fotografia in realtà può essere un falso storico e la seconda perché vi voglio presentare i suoi gioielli. Siete pronti? Curiosi? Allora io, Beniga di Gontu. Questa è la bellissima casa di Bruna Melis, una delle più care amiche di mia mamma. Guardate quanti cimeli storici. C'è anche un po' di umidità indesiderata, ma chi se ne frega. Ed ora siete pronti? Vi mostrerò cosa c'è qua sotto. Wow, una marea di gioielli. Vedete quanti? Uno più bello dell'altro, tutti realizzati con le sue manine d'oro. Alcuni sono dei coordinati collana, orecchino oppure collana e bracciale, ma c'è veramente da sbizzarrirsi. Guardate com'è raffinata questa collana con questa pietrona verde. Oppure queste, tanto delicate. Un bellissimo ciondolo per le vostre collane. Guardate che originali questi di orecchini. Orecchini molto graziosi e raffinati. Guardate questi, come sono belli. Oppure dei bracciali, tantissimi bracciali e cavigliere. C'è veramente da perdersi. Questi in stile sardo. Oppure dei gioielli come questo, che è originale, per le vostre serate. E ce n'è di vari colori. Questi li potete trovare con vari colori. Insomma, io vi aspetto ai prossimi mercatini di Natale per presentarvi i gioielli di Bruna, ma la potete contattare perché lei realizza tutto l'anno. Guardate che carino quest'altro. Originalissima anche questa collana con abbinati gli orecchini. Oppure un bambolotto di perline che è diventato un ciondolo. E per finire, guardate questa collana quanto è bella, quanto è raffinata, con uno splendido micione. Vi saluto e a presto! Ciao!